Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati del 12 febbraio e cosa ricevono questi nati dalle costellazioni e dalle stelle. Ma prima di intraprendere questa analisi vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto ad iscrivervi anche al mio canale YouTube. Grazie sempre della vostra attenzione e della vostra partecipazione. Questi nati hanno alcuni segni importanti dalla loro parte che stringono insomma delle alleanze positive perché abbiamo il dominatore del mese che è la costellazione Pesci, alle cui spalle dunque abbiamo Giove, molto favorevole come abbiamo detto perché crea sempre delle buone occasioni più che ad altri nati e abbiamo anche la prima costellazione Bilancia, che è la stella capo per questi nati, anche se questa stella capo è presente due volte, cioè la costellazione Bilancia viene visitata due volte dalla Luna oggi. Un'altra nota di questo quadrato di nascita è la presenza anche di due volte, cioè di un doppio fluido della costellazione Scorpione. Dunque è chiaro già che abbiamo a che fare con persone che sicuramente nella loro vita avranno delle problematiche anche importanti in alcuni casi, ma che comunque le cose saranno favorevoli per loro. Alla lunga, nonostante i grandi conflitti, le grandi lotte o i grandi dolori che possono poter sperimentare, comunque questo Giove, quale dominatore attraverso la costellazione Pesci del loro mese di nascita, favorirà sicuramente un buon esito delle situazioni, anche se certo non potrà impedire a tutto di verificarsi. Cosa dire in particolare di questi nati? Hanno una fortuna considerata ottima dal punto di vista finanziario, sebbene conosceranno grandi difficoltà e enormi ostacoli da superare, hanno comunque un fisico molto resistente alle lotte della vita, pertanto potranno sicuramente contare su una buona tenuta della loro fibra fisica, sicuramente li accompagnerà. Chiaro che poi molti aspetti devono essere valutati in modo personale perché stiamo guardando da un punto di vista generale quali sono le influenze che questi nati ricevono, ma esistono sempre dei margini di personificazione, personalizzazione, scusate, e che appunto in base a dominatore del giorno e a dominatore dell'ora possono anche stravolgere l'interpretazione di questi nati, cioè dei loro influssi e del loro tipo di destino. Ad ogni modo, purtroppo va detto che c'è una certa incostanza dal punto di vista sentimentale e anche familiare, proprio a causa di un binomio che si verifica tra le costellazioni Cancro-Scorpione e la ripetizione ancora della costellazione Scorpione mette in allerta questi nati rispetto a dinamiche familiari che possono essere molto pesanti e che possono in alcune circostanze anche fluire o comunque sfociare in episodi anche di una certa virulenza. Dunque questi nati dovranno imparare a trattenersi magari dallo stuzzicare un pochettino le persone che hanno intorno proprio perché in realtà le cose possono sfuggire loro di mano. Sebbene abbiano questa costellazione bilancia presente due volte e comunque inquadrato di nascita in una posizione molto favorevole e dunque siano molto predisposti alla mediazione, presentano però anche una doppia presenza di pesci. Pesci come seconda costellazione in opposizione e come abbiamo già detto quale dominatore del mese. Dunque questa doppia presenza rende più difficile a questi nati farsi capire in modo corretto, anche qualora volessero farsi capire. Cioè loro in modo molto naturale riescono molto bene a mascherare i loro veri pensieri in certe circostanze e a mediare al meglio. Per loro la mediazione e mantenere i buoni rapporti è fondamentale nel loro DNA, però talvolta
l'eccesso di mediazione potrebbe renderli incapaci di esprimersi al meglio in situazioni in cui sarebbe invece importante essere chiari e diretti su quello che piace o non piace. Dunque abbiamo comunque una situazione molto favorevole dal punto di vista economico. Questi nati comunque, sebbene conosceranno grandi difficoltà nella loro vita, arriveranno a un certo assestamento economico e staranno bene, probabilmente anche per lasciti, come vuole appunto la costellazione Scorpione. Qui è presente addirittura 2 volte, dunque le questioni legate a lasciti ed eredità saranno ripetute più volte nella loro vita. Attenzione poi dal punto di vista diciamo della salute potranno essere un pochettino più soggetti per quanto riguarda l'apparato urogenitale, dunque potrebbero avere una maggiore debolezza in quell'area e probabilmente avere qualche rash cutaneo, qualche problema a livello di epidermide e di pelle dovuto probabilmente a intossicazione o a reazioni a farmaci o alimenti non corretti. Dunque dovranno curare moltissimo la loro alimentazione e fare attenzione a 2 cose in particolare: non automedicarsi perché potrebbero intossicarsi con farmaci e riposare bene perché potrebbero avere difficoltà o comunque avere necessità di recuperare meglio dal punto di vista del riposo. Sono nati che comunque, questi nati del 12 febbraio, amano i buoni rapporti, le buone relazioni e soprattutto dove è possibile l'arte, il bello, prendersi cura di sé. Sicuramente nel tempo impareranno ad avere molta cura del loro corpo e magari nel tempo cambieranno anche determinati modi di vivere proprio in base alle esigenze che nasceranno man mano nel tempo. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui. Devo dire un'ultima cosina: è possibile che nella loro vita, vista la costellazione Pesci in seconda posizione e Sagittario in chiusura, è molto probabile che questi nati vadano a vivere in luoghi molto lontani rispetto a quello di nascita, oppure che si spostino più volte o che acquistino una casa, probabilmente o che la erediteranno o che l'acquisteranno con qualche lascito, è molto probabile in qualche luogo di mare, a preferenza. Io vi ringrazio dunque, adesso credo di aver detto quasi tutto, anche se è chiaro ci sarebbe molto e molto più da dire, ma per questo vi aspetto per eventuali approfondimenti. Se vi interesseranno vi potrete sicuramente fare avanti e concorderemo un'analisi personalizzata. Io vi ringrazio intanto per il vostro ascolto e vi rimando al prossimo appuntamento. Mi raccomando, mettete un like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale e anche al canale del Marietto Veneziano. Vi ringrazio tantissimo e buon proseguimento. A presto dalla vostra Hildegarda.